esecuzioni, tutti in piedi, mano sul cuore, grazie al tenore Francesco Grollo. Signore e signori, questo è il nostro grande inno nazionale. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, in Italia andiamo, si già. Configurazione classica triangolo per i 10 MB 339 delle frecce tricolori. Loro lentamente cambiano configurazione da questo gigantesco triangolo, lentamente prende vita l'altrettanto caratteristica configurazione della pattuglia acrobatica nazionale. Dal triangolo del capo formazione prende vita il diamante o il rombo delle frecce tricolori, che ci permetterà di presentarvi 3 piloti cardine di tutta la formazione. Loro puntano diritti verso il centro della display line. Il vertice di questo diamante è il capo formazione, il maggiore Mirko Caffelli, incastrato al centro il pony numero 6, il capitano Marco Zoppitelli, chiude la coda ancora una volta col fumo bianco del suo aeroplano il nostro solista. Allora voi preparate le macchine fotografiche, signore e signori, 10 MB 339 sul cielo di Jesolo, pronti per la prima grande apertura. Ci saluta. Loro disegnano il grande cardioide delle frecce tricolori. Allora dopo la separazione 3, 2, 1, il primo grande incrocio. E siamo a 2 parole magiche. La prima è la separazione o apertura, la seconda è l'incrocio, la terza è il ricongiungimento. 5 MB, un gigantesco looping qui sulla vostra destra, 4 MB 339 con un mezzo 8 cubano, tutta potenza al motore di questo addestratore, tutto italiano per il ricongiungimento delle 2 sezioni. 9 MB 339 a destra, voi puntate gli occhi tutto alla vostra sinistra. Arriva il solista a presentare la prima manovra tecnica del volo delle frecce tricolori a oltre 650 km/h. Ancora una volta 3 km di azzurra pista su questo incantevole mare di Jesolo, e allora contate insieme a noi. Allora 1, 2, la parola di origine francese significa botte o barile, e allora da destra a sinistra immaginate una formazione gigantesca per loro su in alto a oltre 800 metri di quota.
voce del maggiore Mirko Caffelli, rilascio la pressione sui comandi, riduco la potenza del motore. 800 metri di quota e giù in allontanamento, voi non fatevi distrarre, puntate dritti alla vostra destra, ancora una volta 650 km orari lungo la display line, arriva il nostro Pony 10. Allora per lui tutto a destra, ancora una volta fumo bianco e volo rovescio. Cielo, pulito negativo per portarlo a un'accelerazione negativa davvero incredibile. Questa volta solista a sinistra, ma anche formazione principale a sinistra. Sarà ancora una volta il verde, il bianco e il rosso raccontato dal capo formazione. Addestramento acrobatico, ancora una volta due sezioni in ricongiungimento, voi guardate però a sinistra quasi nascosto ancora dai fumi colorati a oltre 650 km orari arriva il solista, per lui a disegnare 3 km di pista. Contiamo ancora una volta, allora 1, 2, rotazioni sull'asse longitudinale dell'aeroplano, 12 secondi, oltre 650 km orari per percorrere questi 3 km di pista. 3 km di pista identificati proprio al vostro centro, al vostro orizzonte, il centro della display line, le boe colorate nella piccola unità, 1,5 km a destra, 1,5 km a sinistra, le due testate pista, ora però occhi dritti sul centro. Le due sezioni lentamente si separano e danno vita alla manovra acrobatica più giovane nel programma acrobatico delle Frecce Tricolori. Era il 2006 e allora anche oggi, 1° agosto 2013, per Jesolo European Air Show, la magia e la passione delle Frecce Tricolori. Allora salutatelo con un grandissimo applauso, signore e signori, questo è il cuore delle Frecce Tricolori. È il cuore, simbolo della passione ma anche della professionalità di oltre 41.000 uomini e donne dell'aeronautica militare che 24 ore su 24, 365 giorni dopo ogni separazione non può mancare ancora una volta un grandissimo incrocio. Approfittate del sole quasi alle nostre spalle, perché il verde, il bianco e il rosso e il bianco di questo gigantesco cuore sarà davvero un bellissimo palcoscenico per le vostre fotografie. Allora preparate le macchine fotografiche, ancora pochi secondi di pazienza, giù, puntate dritti verso il centro e allora verde, bianco, rosso, 3, 2, 1, salto! Vedete arrivare punta diritto verso il centro della display line, pronto a disegnare una manovra che ci lascerà davvero senza fiato. Lui punta diritto sul centro della display line, ancora una volta 700 km orari, fumo bianco e tutto a sinistra. Lui disegna una positiva, una gigantesca disegnata sul piano orizzontale. Per lui in questo momento oltre 7,5 G positivi, pensate tutto pesa oltre 7 volte il peso che avrebbe sulla Terra. Lui col fumo bianco chiude questa gigantesca Snyder.
negativi differenza in valore assoluto oltre 10 G. Lui sbuffa ancora un po' col fumo bianco, voi non fatevi distrarre perché quasi alle nostre spalle arriva la formazione principale e sarà il capo formazione a presentarci due dei suoi gregari. Pronti a fare da preludio per un'altra incredibile manovra. Frecce tricolori, patrimonio tutto italiano, Italia. Allora, signore e signori, questo è il calice delle frecce tricolori. E mentre il calice di un ottimo vino veneto, per chi no friulano si allontana tutto a sinistra, voi puntate gli occhi a destra. Arriva il solista a presentarci la manovra tecnicamente più complessa, il controllo quasi a carezza i comandi del suo cavallo d'acciaio. Lui si allontana tutto alla vostra sinistra, non perdete di vista, stessa direzione, il capoformazione non vuole essere da meno ed è pronto a disegnare il grandissimo ciglio delle frecce tricolori. La voce del capoformazione che dà i parametri di quota e di velocità, ancora una volta oltre 800 metri di quota, loro si allontanano tutto alla vostra destra, voi puntate gli occhi invece verso il centro della display line, distogliete lo sguardo leggermente a sinistra, arriva il solista, lo riconoscete perché ha il fumo bianco ancora una volta, per lui virata Snyder negativa, il casco bianco ci fa capire ancora una volta oltre 3G negativi. Pensate la sensazione fastidiosa quando percorriamo a tutta velocità un sottopassaggio, ecco il G negativo, moltiplicatelo per molte volte. Lui si allontana, lascia spazio ancora una volta al resto dei 9 MB339. Sono pronti a disegnare una delle manovre più famose delle frecce tricolori in Italia e nel mondo, e allora ancora una volta sarà l'emozione del verde, del bianco e del rosso, del tricolore più grande del mondo. Signore e signori, oggi, 1° settembre 2013, si ripete la magia della grande Arizona. Centro del fumo bianco arriva ancora una volta il solista a dire sì, è il momento per un'altra grande apertura. Ancora una volta 5 velivoli, questa volta a destra, 4 velivoli a sinistra. L'Arizona era l'Arizona degli aviatori, luogo di ritrovo di piloti specialisti negli anni 30. Oggi, 2013, non riusciamo ad abbracciare tutti i nostri fan e allora prendete, portatelo a casa con voi, signore e signori, questo è il grande abbraccio dell'Arizona delle frecce tricolori. E siamo davvero alle battute centrali, dritti davanti a voi arriva il solista, per lui tutta potenza, 650 km/h in rapida decelerazione fino a quando la forza di gravità avrà la meglio sul motore del suo MB339. Guardatelo, lui è fermo lì in piedi sull'orizzonte, si lascia quasi coccolare dal fumo bianco del suo MB339 e allora è venuto il momento di presentarvelo. Voi muovete tutta la spiaggia, capitano Fabio Capodanno. Si allontana 2 sezioni pronte a un'altra incredibile manovra. I 4 velivoli di Polisei disegnano un gigantesco bersaglio e i 5 velivoli del capo formazione in configurazione a freccia lo trafiggono esattamente al centro. Nome in codice di questa manovra Bullseye. A noi piace però ricordare l'arco e le frecce. L'arco e le
voglio dedicare questa manovra a tutti i piloti di ieri, a quelli di oggi, ma soprattutto a tutti i piloti di domani, ragazzi e ragazze. Arriva il solista, punta diritto sul centro e va e signori, silenzio! Ed è ancora una manovra che ci lascia senza fiato. Questo è uno dei pochi jet al mondo in grado di realizzarle, allora salutiamolo con un grande applauso. Questo era il Losovac del capitano Fabio Capodanno. E il solista si allontana alle nostre spalle, voi non potete distrarre ancora una volta, tutto a destra si ripete la magia del verde, del bianco e del rosso. Il tricolore più lungo del mondo, raccontato ancora una volta dalle parole del maggiore Mirko Caffella. Questa è la grande apertura della bomba! Meno 5, 4, 3, 2, 1, diamo su 5, velivoli a sinistra 4, i velivoli alla vostra destra, siamo circondati, scegliete uno dei 5 velivoli del capoformazione, uno dei 4 del capitano Marco Zoppitelli, loro puntano e invertono il loro rovescio dritti verso il centro della display line. Loro questa volta macchine fotografiche pronte, questo è davvero l'incrocio mozzafiato per eccellenza di questi 25 minuti. Allora tutti pronti? 3, 2, 1... configurazione d'atterraggio, quindi velocità ridotta ma ugualmente ancora grande maneggevolezza. Lui si allontana tutto a sinistra, lascia spazio alle ultime battute di questi 25 minuti di volo acrobatico. Qualche anno fa ci piaceva salutare i nostri appassionati dicendo in volo manteniamo le distanze, a terra ci piace sempre il contatto con la gente. Allora voi preparate le macchine fotografiche, 9 MB339 arrivano per un'altra incredibile virata Snyder a casa. Davanti al monitor del vostro personal computer scoprirete qual è la distanza tra un MB339 e l'altro. Allora, macchine fotografiche pronte, signore
e signori, 3, 2, 1, foto ora! Il fumo bianco e la luce accesa. Ancora una volta il nostro solista, configurazione di atterraggio, quindi carrello stratto, e ancora giro. Vogliamo regalarvi ancora una volta il verde, il bianco e il rosso e il tricolore più lungo del mondo, e anche oggi lo faremo con le indimenticabili parole del maestro Pavarotti. Permetteteci di salutarvi parafrasando queste stupende parole con l'augurio di vincere tutti i giorni della nostra vita a casa, in famiglia, con gli amici, con i nostri figli, perché sia davvero una vita vincente. L'Aeronautica Militare vi ringrazia, tornate a casa, nelle vostre case, con un piccolo pezzo di questo tricolore che tanto orgoglio dà alla nostra Italia. Il volo delle frecce tricolori non finisce qui, venite a salutarci, a trovarci sul nostro sito ufficiale www.aeronautica.difesa.it, anche sui profili ufficiali su Facebook e su Twitter. Al centro qui del lido di Jesolo, gli stand dell'Aeronautica Militare con il simulatore delle frecce tricolori. Andate a conoscere gli oltre 41.000 uomini e donne che fanno parte dell'Arma Azzurra. Allora Jesolo, a voi tutti dell'Aeronautica Militare, grazie, grazie, grazie! Grazie Andrea, grazie alle nostre frecce tricolori. Gentile pubblico, grazie per la vostra pazienza, potete ritornare finalmente in acqua dopo queste lunghe ore di esibizione.